oggetti. Certo. Allora, innanzitutto bisogna premettere che diciamo noi come gruppo di interessati e appassionati della Grande Guerra già da diversi anni svolgiamo una ricerca appunto su quelli che sono i graffiti della Grande Guerra. I graffiti della Grande Guerra sono le iscrizioni, le targhe, i cippi, diciamo tutto quanto descritto i soldati del conflitto, sia impegnati nel conflitto, sia da parte italiana ma naturalmente anche da parte austro-ungarica, hanno lasciato sul teatro del fronte, quindi incidendo sulle trincee, sulla roccia delle trincee, oppure appunto costruendo con cemento. Targhe come queste? Targhe come questa si trova per esempio su San Michele, sul Carso, di una targa ungherese e che era stata costruita sopra appunto una caverna. Ovunque dove c'è il supporto naturale o anche artificiale poteva permettere diciamo, l'effettuazione di scritte, epigrafi e segni analoghi. L'importanza è quantomeno duplice. La prima è un'importanza sicuramente emotiva, perché è una testimonianza diretta che i soldati, dei quali tra l'altro molti purtroppo hanno anche perso la vita durante la Grande Guerra, quindi hanno un'importanza emotiva, dicevo, particolare, sono testimonianze dirette che questi soldati ci hanno lasciato quasi a imperitura memoria di quello che è stato il loro sacrificio sui monti, sul Carso e comunque sui fronti bellici. D'altro canto l'importanza anche proprio storica scientifica, perché la presenza di questi graffiti con date, indicazioni di reparti, nominativi, indicazioni dei luoghi dove c'erano i comandi, dove c'erano i servizi logistici, i servizi idrici e quant'altro, ci permettono di ricostruire il campo di battaglia e vengono a costituire dei tasselli che magari non sempre i documenti ufficiali d'archivio possono offrire. Può capitare che la presenza di un graffito ci testimoni il contributo dato da un reparto in una determinata zona che magari invece non è ricordato dai documenti cartacei e archivistici, quindi c'è anche un'importanza storica importante. Ecco, scusatemi il gioco di parole. Poi ci sono anche esempi così quasi artistici come sicuramente questo. Sono molti, questo si trova proprio a Selletta Freikoff ed è diciamo, lo schizzo di un alpino. Questa invece è una delle iscrizioni più in quota perché si trova sul pilastro del Collians, a quasi quota 2700 ed è l'Aquila dell'8° Reggimento Alpini. Dicevo, noi diciamo, come gruppo di ricerca del Museo della Grande Guerra, ma anche del gruppo di ricerca e studi del CAI di Trieste, abbiamo censito un totale di circa 1800 graffiti nel settore del fronte fra Monfalcone e il Monte Peralba, e la ricerca è sempre in costante evoluzione.